Buongiorno da Venezia. Con la condanna è venuta questa mattina con rito abbreviato per la banda autrice del maxi furto a Palazzo Ducale del 3 gennaio dello scorso anno. Doveva scontare 5 anni e 4 mesi Vinko Tomic, ritenuto il capo della banda, e 6 anni Dragan Mladenovic, ritenuto il suo principale complice. La condanna appunto questa mattina da parte del giudice Enrico Ciampaglia del Tribunale Monocratico di Venezia. Nella requisitoria l'accusa rappresentata dal PM Gasparini aveva chiesto 3 anni e 6 mesi. Il Tribunale ha inoltre respinto i patteggiamenti, ritenendo la pena incongrua degli altri 3 imputati membri della banda. Le difese hanno parlato di una decisione mediatica, visto la risonanza che ha avuto a livello mondiale questo maxi furto. I 5 componenti della banda sono i responsabili del furto avvenuto, lo ricordiamo, all'ultimo giorno di apertura della mostra I tesori del Mogule e del Maharaja. Furto preceduto da 2 tentativi relativi agli stessi gioielli avvenuti nei giorni precedenti, cioè il 30 dicembre e il 2 gennaio sempre dello scorso anno. Per maggiori dettagli naturalmente vi forniremo tutti i particolari nel corso dell'edizione del TG della sera. Per il momento da Venezia è tutto, la linea torna allo studio.